Così come è una manovra che non sostiene lo sviluppo, anzi. Tutti quei tagli alle regioni e ai comuni in che cosa si tradurranno? Come diciamo, servizi in meno ai cittadini. Guardate che tutto il pezzo dei mancati trasferimenti alle regioni riguardano due capitoli: alle imprese artigiane, agli investimenti, cioè a quei fattori di sviluppo che in una crisi come questa dovresti sostenere. Quindi dietro quella roba lì c'è una cosa che taglia investimenti, quindi taglia occupazione, quindi taglia reddito. E quindi anche da questo punto di vista la manovra non funziona. Poi ci sono le perle, ricordava anche qui Emilio, la vicenda del Sud che da vendetta. Il Fondo per il Sud aveva, per le aree in ritardato sviluppo, aveva 64 miliardi. Abbiamo calcolato che ne sono rimasti 32, perché tranne noi, lo abbiamo detto per tempo, nessuno si è accorto che il governo in questi anni ha preso soldi da quei fondi lì e ne ha fatto di tutto, di tutto. Però quel fondo destinato alle aree svantaggiate si è ridotto della metà. L'uso di questa metà che resta viene portato alla Presidenza del Consiglio, dove avrà un'ulteriore centralizzazione. E in più si fa quell'operazione sull'IRAP che non ha alcun senso, perché Emilio, non è neanche come l'hai detta tu, cioè non è che le imprese che arrivano possono avere un'IRAP ridotta. Le imprese nuove che vanno eventualmente, come hai detto giustamente tu, infrastrutture, senza eccetera, nel mezzogiorno, a loro eventualmente le regioni possono vedere come fare, attraverso quali meccanismi, se e voi capite che anche quello è un altro specchietto per le allodole. Come è uno specchietto per le allodole questa questione del taglio ai costi alle politiche? Non perché non vada fatta, ma perché è stato usato per mettere della nebbia, per far vedere, per lisciare il pelo a questo populismo che c'è di antipolitica, che ha anche un suo fondamento, ma teso a far vedere alle persone che si taglia in alto, quando invece non è così. Si taglia soprattutto in basso, se sono vere, come sono vere le cifre che sono state date. Ora, in ragione di tutto questo, io credo che noi abbiamo fatto bene a dire le cose con chiarezza, per tempo, con forza. Siamo anche avvantaggiati perché c'è un filo logico che lega quello che abbiamo detto adesso da quello che abbiamo detto prima, da quello che abbiamo fatto prima a quello che abbiamo fatto adesso. Non ci mettiamo fatica, perché è la logica conclusione in questa fase di quello che sapevamo che sarebbe arrivato, ma non perché siamo degli indovini, ma perché a differenza del governo non abbiamo voluto mettere la testa sotto la sabbia, perché se la condizione era brutta, per noi era brutta, non diventava bella. E non poteva passare da un giorno all'altro. Ma scusate, ma se questa è a giudizio di tutti la crisi più grave dopo quella del 29, ma poteva passare in 15 mesi senza lasciare strascichi? Ma davvero si poteva pensare che si potesse improvvisamente ritornare a crescere, visto che neanche lo facevamo tanto prima dal giorno dopo? Era evidente che entravamo in una fase molto più lunga, molto più complessa, e che l'esito della quale poi era in gran parte legato a come le affrontavi le questioni. Prima ho parlato dell'Europa. Certo che il problema non è solo italiano, il problema è italiano e europeo, perché noi diciamo spesso crisi globale, ma questa è una crisi strana, in cui oggi ci sono paesi che crescono all'8%, al 10%, e non sono solo le tigri asiatiche, come si chiamano. Cresce al 5% il Brasile, cresce a percentuali importanti il Sud America, per la prima volta abbiamo 2 anni di crescita dell'Africa, e quello è un fatto straordinario. È cresciuta mediamente il 5% il prodotto interno lordo di tutti i paesi africani, cioè quello che sta avvenendo è davvero una rivoluzione. Il punto vero è che mentre gli altri corrono, e gli Stati Uniti forse possono riprendere un po', in Europa c'è un blocco, c'è qualcosa che non va, perché se va bene cresceremo forse quando di qualche decimale di punto, e se questa è la condizione dell'Europa, l'Italia sarà il fanalino di coda dell'Europa.
In questo c'è un problema europeo, in questo ci vuole una politica europea, in questo c'è un grande, davvero problema che abbiamo di fronte a noi tutti, perché non puoi pensare di uscirne solo come il sistema Italia. E quindi, in ragione di questo, io credo che noi facciamo bene a dire le cose che abbiamo detto, a fare le iniziative. Perché dobbiamo fare le iniziative? Anche se sappiamo che sono difficili, sono faticose, per due motivi. Primo, perché dobbiamo cercare di cambiarla questa manovra. Ci sono degli aspetti di questa manovra che sono sbagliati, che sono socialmente insopportabili e sono sbagliati dal punto di vista degli interessi generali del Paese. E tutto quello che riusciamo a poter concorrere a cambiarla, io credo che noi lo dobbiamo fare, intestandoci tutto, non lasciando cadere nulla, anche piccole cose, anche piccole cose. È vero che la manovra è già cambiata in questa settimana, ma non è cambiata negli aspetti essenziali. Nei capisaldi di fondo sono rimasti questi. In secondo luogo, dobbiamo stare in campo perché davvero lungo questa strada il Paese invece di andare avanti torna indietro, ma torna indietro davvero. Ora, siccome io credo che noi dobbiamo avere davvero a cuore il futuro della condizione del lavoro, degli anziani e soprattutto dei giovani del nostro Paese, dell'Europa, proprio in ragione di questo noi dobbiamo stare in campo, batterci. E batterci con intelligenza, A noi non ci serve una ridotta indiana. La ridotta indiana è quella a cui gli altri vorrebbero che noi ci appassionassimo. Noi dobbiamo essere in condizione di allargare, di lavorare. Lo vedo anch'io, che le reazioni sono complesse, più corporative che di interesse generale. Lo vedo anch'io che non c'è la spinta dal basso. Lo vedo anch'io che c'è un lavoro che non è dato, che dobbiamo saper organizzare. Lo vedo anch'io i tentativi di dire informazioni false sulla manovra. Per una settimana hanno nascosto l'operazione sulla liquidazione, per una settimana hanno nascosto l'operazione sull'innalzamento dell'età lavorativa in conseguenza delle finestre mobili, per una settimana hanno nascosto quello che avveniva anche dei contratti pubblici già firmati, non solo di quelli che si devono ancora fare. E la stessa cosa vale per gli altri aspetti della manovra. Eppure, per questo, noi abbiamo il dovere di stare in campo. La giornata di sabato 12 è una giornata importante, sarà la prima iniziativa contro questa manovra. Noi dobbiamo preparare bene lo sciopero di fine mese. Naturalmente poi dovremo un attimo fare una riflessione, lo dico a quei compagni che mi chiedono sempre poi cosa facciamo, o quelli che dicono sì però poi dobbiamo partire io dico guardate che noi stiamo scioperando da 2 anni, non ci siamo mai fermati, che siamo gli unici che sono stati in campo con una coerenza dall'inizio a oggi e continueremo a farlo, ma dico anche che dobbiamo riflettere bene sulle forme di lotta, perché se uno sciopero non riesce, è uno sciopero che non riesce e deve interrogare noi, non deve interrogare gli altri, e se non riescono 4 ore non è che riescono meglio 8 ore, se non hai la convinzione delle persone, e noi non abbiamo bisogno di fare le cose così, noi abbiamo bisogno di stare in campo per la forza delle nostre ragioni, per la chiarezza dei nostri obiettivi, per cambiare queste cose e contemporaneamente per allargare i consensi, e dobbiamo avere pazienza.